Seconda corsa del convegno, cavalli di 4 anni sul miglio, corsa riservata ai gentleman. Evangeline, Esotica C, Ellie Brodipa, Explosive Girl, LF, Tien La Torre, Eros Gad in prima fila. Ellington Trebe, Elfo LZ, Ernaldo Benal, Elenoir Trebe, Elios Chuck e Sam in seconda. I favori sono netti per Evangeline. Torno alla pari. Il sediolo Stefano Baldi, numero 1. Macchina che accelera e lascia andare i concorrenti. Veloce in partenza Ellie Brodipa, che conquista la testa al suo esterno, però è molto veloce anche Tien La Torre, parte veloce dalla seconda fila Elios Chuck e Sam, una terziglia all'attacco della piegata con Tien La Torre che insiste, si avvantaggia e passa a condurre. In terza posizione c'è Evangeline davanti a Ellington Treb. Intanto rimane in terza ruota Elios Chuck e Sam che non riesce a... Ora sì, riesce a superare il cavallo che aveva davanti e si porta a ridosso dei primi. Raggiunge il sediolo di Etienne La Torre dopo i primi 400 metri, percorsi in 30 e mezzo, e ora sulla piegata cerca ulteriormente di avvicinarsi. Completamento dei 600 in 46,3. È leader Etienne La Torre nei confronti di Ellie Brodipa e all'esterno Elios Chuck e Sam, Evangeline che accenna a muovere al largo, poi no, torna sotto e c'è la terza ruota invece di Elfo LZ che scatta a 800 dalla conclusione. Elfo LZ con Marco Castaldo viene via deciso e si porta all'attacco di Etienne La Torre quando siamo all'altezza del chilometro. La pariglia completamente 1,17,5 per i primi 1000 metri di gara. Insiste Elfo LZ, si avvantaggia su Etienne La Torre, ora può uscire anche Evangeline. Ma intanto Elfo LZ ha preso vantaggio ed è in piena accelerazione a 400 dalla conclusione, il parziale in 14,3. Dura a risalire a questi ritmi. Ci prova comunque Ellie Brodipa, ci prova anche Evangeline. Numero 5, Etienne La Tanto la Torre, rottura di Etienne La Torre, mentre Elfo LZ ha preso vantaggio. Completamento della curva, ingresso addirittura d'arrivo per Elfo LZ che ha un paio di lunghezze abbondanti di vantaggio sui rivali. Vince Elfo LZ, Evangeline può essere soltanto seconda, mentre per il terzo all'interno è Eros Gad che ha ragione degli avversari. 1,16 netto con 32 a chiudere dopo un 29,7 di penultimo quarto. Fa bene i propri calcoli Marco Castaldo con Elfo LZ che sfonda sulla retta opposta all'arrivo e poi se ne va per il proprio conto, controllando il bel finale comunque di Evangeline che tardivamente riesce a avvicinare appunto il leader che la controlla. Vedete sul traguardo c'è una mezzo cavallo. Il successo per Elfo LZ, Marco Castaldo, Lorenzo Baldi al training per conto del signor Pasquale Bresciano.